Avete visto l'ultimo numero di Terra e Acqua, quello di dicembre-gennaio, che abbiamo dedicato per buona parte a questo libro. Ci sono 3 pagine addirittura, cosa che non succede mai. Non succede mai perché Terra e Acqua sapete che facciamo articoli di mezza pagina, una pagina, e sono articoli quasi sempre di battaglia. E perché questo è un libro che sta proprio nelle nostre corde. Il motivo che quando è arrivato questo libro, lei era venuta qui un anno fa, ha intervistato me, Franco, siamo andati in giro per Marghera, poi ha intervistato Stefano, eccetera, e poi sai, fai tante volte queste interviste, ma non sai neanche dove vanno a finire, insomma, se escono, se non escono. Sapevamo che lei è una brava scrittrice, però insomma non sapevamo. Poi è arrivato il libro, e il libro, se uno lo comincia a guardare, basta anche solo leggere l'indice, vedi che sono proprio le cose che stanno nella nostra storia, diciamo la storia, soprattutto quella che è cominciata addirittura negli anni 70, Smog e dintorni, Tampa Verde, cioè dove il cuore, il nostro ambientalismo qui, è strano, non succede di solito così, è nato a Marghera. Di solito l'ambientalismo nasce, per esempio a Venezia, nasce sull'acqua, la prua lunga, eccetera. Però qui a Mestre, in terraferma, è nato a Marghera addirittura nel 68. Addirittura nel 68, quando gli studenti che hanno occupato Ca' Foscari poi vanno lì e poi c'è l'occupazione della stazione, il 1 agosto Mestre 68, vi ricordate Bertelli, e poi l'anno dopo alla Châtillon con Brugnaro, quello lì, non questo qui, e tutte le cose di cui sappiamo, la storia insomma nostra, e poi nasce Medicina Democratica con Franco Rigosi nel 76, e poi nasce Smog e dintorni, però anche il nome Smog e dintorni nasceva insieme, sempre con questa questione un po' chimica e alternativa. Poi ci siamo allargati, gli amici della bicicletta, l'amico Albero, Chico è qua, insomma, che presidia Mestre. Oggi c'è un articolo su Mestre, sulla Nuova Venezia, che parla dell'ultima uscita di amico Albero contro l'ennesimo taglio di 5 alberi inutili, una rotatoria di via Einaudi. E su questo probabilmente sabato prossimo a mezzogiorno vi chiameremo a un flash mob di 10 minuti, lì, proprio lì. Però ve lo confermo con una mail perché dobbiamo essere sicuri di poterlo fare. E questa cosa, insomma, parlando di Marghera, poi si parla sempre, quasi sempre, di Siracusa, perché il disastro di Marghera, il disastro di Siracusa, e poi si parla di Brindisi, si parla di Taranto, che non è una industria chimica, ma di disastri ne ha fatto forse più che a Marghera, e tutte queste storie Marina le ha raccolte anche di più, ne ha messe meno di quelle che ha raccolto, perché in un libro non ci stanno tutte. Ha girato, ha intervistato, ha parlato, non ha fatto i lavori che fanno certi che fanno i libri su internet, prendendo, tagliando e cucendo. Trovate qui tutte interviste alle persone che rispondono, che dicono, lei ci fa poi le premesse, le conclusioni, i ragionamenti, però il libro è leggibilissimo. Io l'ho letto non tutto, confesso, ma più di metà, ed è una cosa veramente interessante. Ho letto il libro, la parte su Taranto, e ho scoperto un sacco di cose che non sapevo, credevo di sapere. Ho letto la parte sulla Sicilia, che è straordinaria, quella su diciamo Melilli, Augusta e Siracusa, eccetera, e via via tutto il resto si parla anche di Brescia, si parla anche di altre cose. Franco era con me quel giorno che Marina è venuta, è stato anche lui intervistato, c'è dentro a questo libro, e ha preparato una presentazione dell'autrice. Solo per presentare la Marina, che ci vorrebbe molto tempo. Comunque Marina è nata a Milano, è giornalista dal 1983, lavora al quotidiano Manifesto, dove si è occupata di attualità internazionali, immigrazione e ambiente. Capo servizi esteri, da inviata ha viaggiato a lungo in Iran, nel subcontinente indiano, nel sud-est asiatico. È una delle migliori penne del giornalismo italiano. Per la rubrica Terra Terra ha avuto nel 99 il premio giornalista del mese. Con il libro La signora di Narmada, le lotte degli sfolati ambientali nel sud del mondo, ha ricevuto il premio Elsa Morante per la comunicazione nel 2004. Ha lavorato e collabora con il Manifesto, l'Internazionale e Altra Economia. Poi forse qualcos'altro, io non lo trovo. È autrice del blog Terra Terra Online, cronache da un pianeta in bilico, ha scritto anche Il cuore di tenebre dell'India nel 2012 e Malaterra, che è appena uscita, come hanno avvelenato l'Italia.
Questa è un po' la sintesi di quello che ho trovato. Adesso la parola a Marina, se vuoi raccontarci un po' del libro. Ci sono alcune franche esagerazioni, insomma, lì migliore penna. Vabbè, questa è un'esagerazione, però grazie. Innanzitutto grazie a tutti voi che siete qui e grazie a voi perché avete detto bene, sono andata in giro a parlare con tante persone, ecco, in questo caso siete voi, e senza queste persone, senza voi qui e senza altre persone altrove, questo libro non ci sarebbe, perché in effetti la mia intenzione non era fare una compilazione di dati, che quanto poi può essere fatta bene anche quella, ma voleva essere, diciamo, io sono una giornalista e sono partita dall'idea di fare dei reportage, anzi in realtà il libro è venuto dopo. All'inizio c'era Internazionale che mi aveva detto perché non vai un po' in giro, perché sai, noi raccontiamo tutto il mondo, Internazionale, traduciamo da tutto il mondo, ma raccontiamo poco l'Italia. Sui giornali c'è cronaca politica finché se ne vuole, ma poi si racconta poco il paese, vai un po' in giro a vedere così. E non mi ricordo bene perché, per quale ragionamento, ero andata in Sicilia, appunto a Siracusa, cioè nella zona tra Augusta e Siracusa, Priolo e Melilli, che è stato uno dei grandi poli petrolchimici in Italia. Ero andata in realtà quando si stava preparando il referendum sulle trivelle, non so se ricordate, sull'estrazione petrolifera offshore, e lì mi sono resa conto che il problema lì in particolare non era tanto quello il punto, casomai al largo di Gela ci sono delle piattaforme petrolifere dell'Eni, ma il punto vero, la cosa che mi ha sorpreso è che ho trovato una commistione impressionante di inquinamento e di deindustrializzazione, cioè gli effetti dell'uno e dell'altro, che poi deindustrializzazione, nel senso, quello è stato un grande polo petrolchimico. Adesso non ricordo bene le cifre, ma quando nel momento, insomma, di massima espansione avrà avuto 20.000 lavoratori, potrei essere più precisa, ma insomma l'ordine di grandezza è questo. Era cominciato con una raffineria fondata da Moratti, vecchio Moratti. Il progetto parte nel 48-49, quindi insomma poi si inizia effettivamente negli anni 50, e lì tutti tuttora dicono e ricordano tranquillamente che era una zona di agricoltura non male, di agricoltura fertile, però insomma di aranceti, di agrumi, cioè, però la gente che qui faceva davvero fatica a mettere insieme il pranzo e la cena, quindi quando sono arrivate le fabbriche, dopo la raffineria, tutto, insomma poco a poco, tutto un complesso di petrolchimica, sono stati tutti felici di tagliare gli agrumi e di andare a lavorare in fabbrica. E quello che mi diceva questa cosa qui, che è un signore che adesso lavora con Legambiente e che si è definito anche lui un figlio dell'industrializzazione, nel senso che per tutta la vita, essendo ora in pensione, aveva lavorato in un'agenzia di trasporti del porto di Augusta. Ovviamente intorno alle fabbriche, al petrolchimico, poi c'è tutto un indotto, appunto, le agenzie di trasporti, c'era una scuola tecnica professionale che dicono con nostalgia, quando uno faceva quella scuola lì, quando uscivi ti venivano a cercare le industrie per darti lavoro, perché era... E tutti questi racconti qui, che detti adesso da parte di chi ci lavorava, ovviamente sono molto sul nostalgico, no? Quei tempi, però sono abbastanza impressionanti, abbastanza indicativi. Quella era una zona, come molte altre zone in Italia, dove l'arrivo dell'industria ha voluto dire il passaggio dalla miseria, a volte proprio miseria nera, a una situazione di benessere. Quella zona della Sicilia occidentale ha davvero fatto un salto, mi hanno continuato a ripetere, si continua a ripetere adesso, quello era stato il momento in cui finalmente un giovane che cresceva in Sicilia non aveva più come unica prospettiva quella di emigrare, poteva trovare lavoro lì.
Ora, però uno lo vede adesso, vede un ammasso di ruggine, perché funziona ancora una raffineria, anzi 2 raffinerie funzionano ancora, ma tutto il resto è fermo, per fortuna, però la cosa visiva è un ammasso di ruggine e di veleni interrati, sepolti, percolati nei terreni. Le due cose sono collegate, non sono separabili. Allora, tutta questa, poi sono andata a vedere altri posti, eccetera, poi dopo un po' mi è nata l'idea di ricostruire il filo, e il filo è che questi siti industriali, ex industriali, che oggi sono delle bombe chimiche, adesso forse uso un linguaggio esagerato, ma insomma che sono dei siti che hanno bisogno di bonifica, che racchiudono decenni di accumulo di scarti per lo più tossici, cancerogeni, velenosi, eccetera. Sono però anche i siti che nel corso del Novecento, in particolare nel secondo dopoguerra, hanno fatto il benessere italiano. È così, è assolutamente innegabile che sia così. L'hanno fatto però a che prezzo? Appunto, oggi le fabbriche chiudono, anzi sono chiuse ormai da tempo, gran parte, poi vedremo il caso di alcune che non lo sono, ma le fabbriche sono chiuse, la parte più visibile dell'inquinamento, che è quello atmosferico, viene meno, perché una volta che non ci sono più le ciminiere che sbuffano, almeno l'aria sembra più pulita. Ma tutto quello che invece è percolato nei terreni resta lì, come sapete perfettamente anche a Porto Marghera, e però solo nel momento in cui il lavoro è scomparso, e a quel punto anche le persone che erano ben contente, che erano state ben contente, ormai i loro figli e nipoti direi, che erano stati ben contenti di andare a lavorare in fabbrica, si rendono conto di non avere più il lavoro e non avere più neanche quello che c'era prima, cioè gli agrumeti e la salute. Da questo era nata l'idea di questo libro. Il punto quindi è che l'industrializzazione italiana, che insomma è stato il passaggio alla modernità di questo paese, è stata per molti aspetti anche il modo per, insomma, ciò che ha permesso a ampie zone del paese di uscire dalla povertà, però è stato fatto nel più totale disprezzo anzi non esistevano ancora le normative, o se c'erano erano molto vaghe, normative diciamo ambientali. La parola ambiente allora non si conosceva. Impatto ambientale era un termine che negli anni 60, anche 70 ancora non si usava, ed è stato fatto tutto come se la risorsa naturale, cioè il territorio, il fiume, anche la salute delle persone, fossero un bene a disposizione gratuito e illimitato per lo sviluppo industriale. Come se quella non fosse un costo, era una cosa disponibile da usare e basta. Di questo oggi paghiamo un prezzo, direi, criminale. Dopodiché erano la storia di come poco a poco, diciamo, questo che non era incluso tra i costi, dopo un po' il conto è arrivato. Il conto è arrivato un po' perché hanno cominciato a scoppiare crisi qua e là, un po' perché c'è stato l'incidente di Seveso. Seveso era un incidente, non la normalità, ma comunque un incidente che ha costretto è stato un primo vero shock. Per esempio, è l'incidente che ha... Non tutti sanno. Allora, poco tempo fa mi sono trovata a parlare di questo libro con un gruppo di giovani di una scuola di giornalismo che avevano tra i 20 e i 30 anni. E siccome ho fatto come adesso, ho detto Seveso, poi ho visto che mi guardavano così e ho capito che loro non sapevano che cosa è Seveso. Non è il nostro caso. Credo che qua tutti sappiamo. Tutti sappiamo. Però, di solito si dice una parola in più, così siamo tranquilli. Hai perfettamente ragione, regola del buon giornalista dire. Vabbè, insomma, Seveso nel 1976, un giorno di luglio, in una fabbrica chimica che si chiamava Icmesa,
Esplode un serbatoio, c'è un guasto, c'è un incidente, esplode un serbatoio, però era sabato, era luglio, non lavorava nessuno, quindi per fortuna nessun operaio, nessun lavoratore è stato immediatamente coinvolto. Solo il giorno dopo esce una nuvola di gas, e la fabbrica è a Meda, che è a nord di Milano, una ventina di chilometri a nord di Milano, e c'è un po' di brezza, anche se nella pianura padana di vento ce n'è poco, ma quel tanto di brezza sparge questo gas, questa roba, su un territorio ampio, per lo più nel comune di Seveso. Il giorno dopo, solo il giorno dopo, questo è avvenuto intorno all'1 del pomeriggio, solo il giorno dopo un responsabile dell'azienda va e avverte il sindaco in quanto responsabile sanitario che c'era stato un incidente, ma che stavano cercando insomma, che la situazione era sotto controllo. E solo nei giorni successivi invece si vede che non era sotto controllo un bel niente, che la roba che si era cosparsa in giro era altamente tossica. La parola diossina, perché di questo si trattava, è arrivata all'opinione pubblica, diciamo, è arrivata ai giornali, è arrivata anche ai responsabili sanitari solo diversi giorni dopo, anche se oggi si sa, cioè dopo un po' di tempo insomma si è saputo, ci sono i documenti che dicono che invece i responsabili dell'azienda, che avevano subito avvertito la casa madre svizzera, Givaudan, che aveva a sua volta avvertito la casa madre, insomma faceva parte del gruppo Hoffmann La Roche, sapevano perfettamente di cosa si trattava. Quindi nel carteggio interno, anche perché la diossina non era un prodotto lavorato, un prodotto risultante dalla reazione, era un prodotto collaterale che si formava a certe temperature e pressioni che ci sono state per l'incidente. La diossina non è mai una cosa che si produce, no? La diossina è un prodotto collaterale di un sottoprodotto della reazione. E poi quello che è successo lì è che a un certo punto, quando finalmente si è capito la gravità della cosa, che hanno dovuto recintare una zona, poi una zona un po' più ampia, loro sono stati la zona A, la zona B, c'è stata anche una zona C, la zona A nessuno è mai ritornato ad abitarci, oggi è trasformata in un bosco di querce, in un parco, non è anche dopo la bonifica è una zona che rimarrà off limits per non so quanto tempo. Insomma, la cosa interessante di questo incidente è la progressione dell'informazione, e questo ci interessa anche per il seguito, perché nel fare questo lavoro ho pensato di andare a vedere per curiosità i titoli dei giornali del giorno dopo. C'è stato questo incidente, oggi sappiamo che è stato il più grave incidente della chimica civile in Europa, dico in Europa perché poi abbiamo avuto altrove Bhopal o così, però in Europa è stato, è tuttora il più grave incidente della chimica civile. I giornali del giorno dopo trovo una riga, poi ho pensato ma forse era domenica, andiamo a vedere il giorno dopo ancora, poi il giorno dopo ancora. Sui giornali di allora ci è voluta una settimana perché la cosa uscisse dai piccoli trafiletti nella cronaca milanese, nella cronaca della provincia, e diventasse una notizia. A quel punto invece notizia lo è diventato. Mi sembra di aver letto che quando finalmente i vari ufficiali sanitari, medici eccetera si sono sentiti dire che in quel cocktail di roba che era uscita da quel serbatoio sotto forma gassosa appunto c'erano 14 kg di diossina, che all'inizio pochi sapevano in realtà diossina cos'è, quanto è pericolosa, che cosa. A questo punto ovviamente, a quel punto insomma. Allora, una delle cose interessanti è che una delle prime, in quella situazione di penuria di informazioni, in cui tra l'altro i cittadini si sentivano dire un po' una cosa un po' l'altra, di non preoccuparsi troppo, però che dovevano andare via, di non prendere niente da casa, neanche oggetti, di andarsene, che non si sapeva quando sarebbero potuti mai tornare, ma allo stesso tempo di non preoccuparsi, quindi informazioni contraddittorie, persone che invece erano ovviamente angosciate. In quella penuria di informazioni, una delle fonti di informazioni più attendibili e più tempestive
è stato un certo gruppo di persone che lavorava con il consiglio di fabbrica della Montedison di Castellanza, sempre nord di Milano. Montedison quindi sempre industria chimica, e il consiglio di fabbrica della Montedison aveva cominciato già da qualche tempo a collaborare con degli esperti, con la rivista Sapere, con dei biologi, dei medici, dei tecnici, degli ingegneri, e a fare schede, per cui c'è stato la prima fonte di informazione, è stato questo consiglio di fabbrica della Montedison che aveva preparato delle schede. Poi c'è stato un numero speciale della rivista Sapere, che era allora diretta da Giulio Macaccaro, che oggi non c'è più, ma che è stato, anzi credo, ha fatto questo numero speciale, credo che sia scomparso prima di vederla, e che è stato uno dei fondatori, se non il fondatore, dell'associazione che si chiama Medicina Democratica. Quindi nei passaggi, nella storia, uno ha l'industria, lo sviluppo, l'inquinamento che tutti vedevano all'epoca, negli anni 60, non è che... Però inserire un attimo una nota. La diossina, come altri prodotti chimici inquinanti, non è che uccide, non è una sostanza a effetto immediato come può essere il fosgene che fugge da Marghera, è una sostanza che dà irritazione della pelle, acne, per cui la gente non è che si sia accorta subito che fa male, ma essendo un cancerogeno produce effetti dopo 10-20 anni, come tutti i cancerogeni che si sono qua in aria, che sono stati qua. Per cui la gente è difficile che si renda conto di questo effetto negativo di queste sostanze inquinanti. E questo è vero tra l'altro per molte altre sostanze tossiche, diciamo, sviluppate dall'industria sia chimica sia fisica e altro, per cui non è che negli anni 60 non si vedesse. Mi ricordo da piccola che sentivo parlare dello smog, lo smog lo vedevano tutti più o meno, però a quei tempi l'inquinamento era considerato una sorta di male inevitabile. Della reale pericolosità, degli reali effetti, le persone comuni non erano consapevoli, se i responsabili sanitari o i medici aziendali eccetera lo fossero, certo non lo dicevano, e comunque si tendeva a non valutare questa cosa. Molti degli effetti si vedono sulla salute delle persone, si vedono dopo, molto dopo, come nella diossina, ma adesso non voglio fare tutta la storia. No, proprio benissimo. Io non voglio fare tutta la storia, quello che volevo dire è che la coscienza ambientale è nata poco a poco ed è nata in parte in fabbrica e in parte fuori. L'esempio di Medicina Democratica, l'esempio del Montedison di Castellanza, cioè del fatto che molti tecnici, tra virgolette, cioè ingegneri, medici, biologi, persone che lavoravano nel servizio pubblico come Franco Rigosi, o che nelle università però collaboravano con Medicina Democratica o comunque con altre, no, con i sindacati eccetera, hanno cominciato a, diciamo, io la definirei un'opera di di acculturazione, insomma di informazione e controinformazione rispetto a quello che avveniva nelle fabbriche dal punto di vista della salute, voglio dire, e del pericolo ambientale. I sindacati che diciamo hanno sempre avuto come priorità piuttosto quella del posto di lavoro, il salario eccetera, però negli anni 70, nei primi anni 70, in diverse situazioni hanno cominciato a promuovere alcune indagini in fabbrica. È successo per esempio alla SNIA di Colleferro, che è a sud di Roma, è successo anche qui, è successo in diverse situazioni, sono state fatte indagini, magari la tendenza poi era quella, una volta dopo aver documentato il rischio a cui i lavoratori sono esposti, ovviamente non sono in prima persona perché sono quelli direttamente esposti, magari la tendenza è stata più a quella a
contrattare sì alcune misure di sicurezza e soprattutto risarcimenti compensativi, diciamo cose compensative nel salario, nei contratti eccetera. Però insomma delle indagini ci sono state, delle contromisure ci sono state, però per tutti gli anni 80, 70, 80, che è stato il momento tra l'altro in cui è cominciata la crisi della grande industria, sia chimica sia siderurgica, la preoccupazione è stata più spesso quella del difendere i posti di lavoro che non quella del difendere la salute, anche perché in quel momento i posti di lavoro cominciavano a calare. E così negli anni 80 abbiamo visto invece dei casi di conflitto davvero laceranti. Non so, un caso di cui non parlo qui se non per accennare in quanto storia, l'Acna di Cengio. L'Acna era una vecchia fabbrica di vernici di coloranti. All'inizio in realtà era partita come, se non ricordo male, come esplosivi, la nitroglicerina, e poi vecchia nel senso che è degli inizi del Novecento e quindi per parecchi decenni aveva accumulato nel terreno e nel fiume Bormida. Siamo in Piemonte. In Piemonte, è amministrativamente nel territorio nella provincia di Savona, è amministrativamente al di qua del spartiacque, però la Bormida scende giù in Piemonte. E lì, quando c'erano già state proteste, ma insomma quando è nato un movimento di cittadini che pretendeva la chiusura della fabbrica, lì c'è stato un fortissimo scontro con i lavoratori che invece dicevano questo è il nostro posto di lavoro. Conflitti così forti e così polarizzati tra ecco, la difesa del posto di lavoro e la difesa della salute, dell'ambiente, della salute dei cittadini, delle persone, così forti non ce ne sono altri, però diciamo quello è stato particolarmente acuto. Ecco, Taranto è un altro caso. Taranto è un caso drammatico che ci riporta all'oggi, perché adesso concludo su questa faccenda della storia. Ho cercato in tutti i casi dove sono andata a guardare di ripercorrere la storia di quei siti, perché per due motivi. Uno, perché non si capisce altrimenti come siamo arrivati a questo punto, come siamo arrivati a inquinare in modo così sconsiderato i territori dove poi abitiamo. E come questa cosa sia andata avanti per decenni prima che diventasse chiaro che è assurdo, che è assolutamente insostenibile. E quindi questa faccenda di questa parabola, diciamo, dello sviluppo industriale è l'unica spiegazione che trovo, non ce n'è altra, altrimenti è proprio un istinto suicida, verrebbe da dire. La storia poi in realtà è importante anche per un'altra faccenda in cui vorrei citare Giorgio Neglia, che è un merceologo e lo considero un decano, direi, dell'ambientalismo italiano, e che ha sempre detto bisogna fare la storia, bisogna, per occuparsi dell'inquinamento, per occuparsi dell'ambiente, per capire la situazione, abbiamo bisogno certamente di chimici, biologi, di ingegneri, insomma dei tecnici, ma abbiamo bisogno anche della storia, degli storici, perché solo una indagine storica su che cosa è stato prodotto, come, cosa, dove, eccetera, ci può dire che cosa è stato accumulato come scarti, come reflui. Perché teniamo conto che a volte, prendiamo il caso di Bussi sul Tirino, in Abruzzo, c'era stato uno stabilimento SNIA, poi questo stabilimento è chiuso negli anni 80, poi non se ne sa più niente, neanche si ricorda più bene che c'era uno stabilimento chimico. Poi per caso delle guardie forestali, facendo dei lavori, non so che cosa, scoprono dei bidoni interrati, e allora lì si scopre che c'era uno stabilimento, non
non di quelli più là, ma insomma uno stabilimento di dimensioni ragguardevoli che per alcuni decenni aveva sotterrato cose di cui si era persa la memoria. In questo senso ha ragione Nebbia, c'è bisogno anche di sapere, di fare la storia, che cosa è stato prodotto e dove, per trovare che in epoca in cui la legislazione, la normativa ambientale di sicurezza non c'era, o se c'era era molto poco applicata, con poca attenzione, bellamente aggirata, sono state disseminate nella nostra penisola, sono state disseminate cose che poi magari dopo un po' cominciano a tornare fuori, magari si scopre che, come a Colleferro, che le mucche, le fattorie che producono il latte per la centrale del latte di Roma a un certo punto si vedono rifiutare il latte perché ci sono residui di pesticidi oltre le soglie ammissibili. E questi non capiscono perché, si pensa prima ai fertilizzanti e poi si scopre che invece erano i reflui della SNIA di Colleferro che, accumulati per decenni lì, avevano cominciato poi a inquinare il fiume. Che il fiume fosse inquinato già si sapeva, ma che fosse già arrivato anche alla catena alimentare, cioè che fosse già entrato nella catena alimentare attraverso l'erba, le mucche, quindi il latte, eccetera, quello si è scoperto nel 2005. 15 anni dopo, se non più, anzi una ventina d'anni dopo che la SNIA aveva smesso di produrre, quindi sempre l'effetto lungo. Taranto invece ci porta all'oggi perché lì stiamo parlando di uno stabilimento che è attivo. Rispetto agli anni 70, fine anni 70, momento di massima espansione, è ridimensionato, ma sono pur sempre 11.000 dipendenti più 4.000 di indotto, sono sempre tra 14 e 15.000 dipendenti, che vuol dire una delle più, credo in questo momento la più grande concentrazione industriale in Italia come numero di dipendenti, e sicuramente una delle più importanti. Tra l'altro in una regione che non ha un tessuto industriale molto sviluppato, quindi insomma quei posti di lavoro lì non sono facili da sostituire, e questo naturalmente rende anche più difficile tutto il problema. Il problema di Taranto è che, come ovunque, diciamo come purtroppo, su questo ho trovato un filo che lega un po' tutti i casi che abbiamo visto. Anche lì era il quarto polo siderurgico italiano, negli anni, cominciato a costruire negli anni 50, inaugurato mi pare nel 56, ho visto di recente un filmato, c'era il Presidente della Repubblica Saragat, c'era Aldo Moro. Era sobrio Saragat o era già bianco? Dal filmato non si capisce, dal filmato questo non si capisce. Era, sai, di quelli dell'Istituto Ciucce, no? Il radiogiornale, il cinegiornale dell'epoca. C'era ancora l'Istituto Ciucce? E allora c'era, sì. E anche lì per fondare questo stabilimento furono tagliati 20.000 alberi di olivo. E nessuno protestò, cioè a nessuno venne neanche in mente di protestare o che ci fosse qualcosa che non andava bene. Furono tagliati gli olivi, fu costruita questa acciaieria praticamente in città, cioè il quartiere dei Tamburi, di cui magari avete sentito parlare perché oggi è adiacente alla fabbrica ed è quello dove ogni volta che c'è vento, il Bloom Day, i bambini non vanno a scuola per ordinanza del sindaco per non esporli troppo alle polveri di carbone e di ferro che volano. Ma quel quartiere lì non è che qualcuno pazzo ha deciso di costruirlo accanto alla fabbrica, è che qualcuno pazzo ha deciso di costruire la fabbrica accanto al quartiere che esisteva già negli anni 50. Da ogni punto di Taranto, quasi ogni punto di Taranto, si vedono le ciminiere, si vede l'Ilva, ora ArcelorMittal. Allora, appunto, Taranto aveva
aveva una tradizione industriale perché c'era stato, da fine 800 c'era un arsenale militare, per tutta la prima parte del Novecento c'era l'arsenale e anche un cantiere navale, quindi aveva già una tradizione industriale, aveva tra l'altro già tutto ciò già inquinato il Mar Piccolo di Taranto, questa grande insenatura di mare che è il Mar Piccolo, e quindi costruire lì l'acciaieria quando i cantieri navali erano in declino, stavano per chiudere, tutti erano contenti. L'acciaieria è cresciuta, nessuno ha trovato molto da ridire, gli unici, diciamo, documenti che oggi abbiamo di qualche voce critica erano curiosamente dei reportage del Corriere della Sera, tra cui uno di Antonio Cederna, che era andato lì nel 72, se non ricordo male, Sì, 72, quando stavano decidendo il raddoppio. Taranto, l'acciaieria, aspettate che, 63. grazie. Ecco, all'inizio nel 60, quando è stato costruito, occupava 528 ettari. Primo altoforno nel 64, nel 65 entra a pieno titolo, c'è questa, quindi avevo detto male, 56, scusate, era il 65, 56 quando hanno cominciato e nel giro di un decennio il reddito pro capite della città è aumentato del 274% e questo spiega perché, voglio dire, perché tutti fossero contenti della fabbrica. Tra l'altro accanto all'Ilva, poi accanto all'Orera Italsider c'è anche un cementificio dell'Italcementi, c'è una centrale dell'Enel, quindi una delle cose che oggi tutti diciamo, una delle cose dei problemi che un po' tutti individuano è che è cresciuto questo mostro, ma non è cresciuto un tessuto industriale di imprenditoria che poi usasse quell'acciaio, quindi l'acciaio poi andava via, veniva nel nord Italia in gran parte. Non c'è stato un tessuto industriale, per cui era quelle che una volta si chiamavano le cattedrali del deserto. Comunque era partito con 528 ettari di terreno, tra il 70 e il 71 era stato deciso il raddoppio, ci è voluto un po' di tempo, insomma, ma nel 73 l'Italsider è arrivata a occupare 1500 ettari, quindi ben più che il raddoppio, quasi 3 volte. E Cederna era arrivato a Taranto in quel momento, diceva ma non hanno pensato neanche a mettere, non so, una barriera di alberi per salvare gli abitanti dei tamburi dalle polveri. Le polveri perché volano tante polveri? Un'acciaieria usa il carbone e il ferro, entrambi arrivano al porto di Taranto, il porto è attaccato all'acciaieria, quindi era molto comodo il porto, è un luogo scelto perché c'era la ferrovia, il porto, la via Appia che viene da Roma e poi va a Bari, quindi i collegamenti erano perfetti e quindi il materiale arriva, viene scaricato lì all'aperto e resta su dei piazzali che vengono chiamati parco minerali all'interno di questo complesso enorme e stanno lì, e quindi quando c'è vento ovviamente la polvere vola, i nastri trasportatori sono scoperti e comunque anche quando è lì depositato stanno scoperti. Di coprire questi parchi minerari si parla almeno dal 90, se non da prima, però Taranto è uno scandalo per diversi motivi. Uno perché di fatto è uno stabilimento che oggi può lavorare, ha il permesso per lavorare, oggi dal 2012 in particolare, da quando c'è stata l'ordinanza della magistratura che aveva ordinato la chiusura dell'area a caldo, poi il permesso delle riaperture, di fatto gli è stato permesso di continuare a lavorare in deroga alle normative, nel senso che oggi per le normative vigenti dovrebbe essere vietato a quello stabilimento di funzionare.
L'altro scandalo è che tutto questo non si è scoperto oggi, o meglio non si è scoperto nel 2012, quando c'è stata quella famosa ordinanza della magistratura che ha, come dire, aperto il problema, ha suscitato lo scandalo. Lo scandalo è in realtà che lo scandalo era già scoppiato, ma poi era rimasto nel silenzio assoluto. L'Italsider di Taranto era stata dichiarata area ad alto rischio ambientale nel 90. Nel 94, quando c'è stata, cioè tra i primi anni 90 c'è stata la serie di privatizzazioni, Finsider è stata liquidata, eccetera, eccetera, l'Italsider di Taranto insieme ad alcuni altri stabilimenti siderurgici, insomma la siderurgia di Stato è stata privatizzata. Nell'atto di vendita aveva nel frattempo già cambiato nome in Ilva. L'Ilva è stata venduta dallo Stato alla famiglia Riva, che era allora uno dei grandi gruppi della siderurgia italiana, nel 94, quando lo stabilimento era già stato dichiarato, quindi con una legge dello Stato, area ad alto rischio di crisi ambientale. Ebbene, nelle trattative di vendita, i vari protocolli, i piani industriali, cioè la vendita vuol dire anche definire i piani industriali, quanta manodopera, che progetti di produzione, eccetera, eccetera. In tutte queste trattative, che poi sono lunghe e durano mesi, non è mai stata sollevata la questione della sicurezza ambientale. Quindi, essendo già stata dichiarata ad area ad alto rischio, c'erano già state delle prescrizioni per cui bisognava adeguare una serie di cose, ma questo, diciamo, non è stato incluso nell'atto di vendita, come se fosse sottinteso oppure come se non interessasse proprio a nessuno. E avanti così, cioè adesso sarebbe tedioso, non leggere il libro dopo. Sarebbe tedioso poi ricostruire, però insomma tra il 90 e il 94, poi tutta la gestione Riva eccetera, ci sono stati continuamente, a distanza di ogni pochi anni, si riproponeva il problema dell'Ilva, dell'inquinamento, allora si rifacevano delle... Carlo, dal tuo osservatorio della commissione via romana, queste cose ti dicono qualcosa o no? Dell'Ilva? No. Non hanno mai seguito? No. Ma che era quella volta? Basta, scusa, poteva essere anche. Ma i fiuti di Napoli c'erano già sicuramente inceneritori di Azzerra. Scusa, ti ho interrotto perché poteva essere che lui avesse tutta un'altra... no, ma... Per cui insomma quando è scoppiato, quando il magistrato ha detto adesso si chiude l'area calda, allora gli operai sono usciti in corteo per la città a dire posto di lavoro eccetera eccetera, c'era già almeno dal 90 o almeno dal, non mi ricordo se 2005 o così, c'era stata una... no, prima ancora c'era stata un protocollo, l'ennesima, non era neanche il primo, comunque un protocollo firmato tra la Regione Puglia e l'Ilva, le migliori in cui l'azienda si impegnava ad applicare le migliori tecnologie possibili, cioè note, disponibili, eccetera, si dovevano mettere tutte cose che poi sono sempre rimaste assolutamente inosservate. Dice sottovoce, dice volevo farti una domanda. che su Marghera, su Venere è la stessa per cosa. farti una domanda sul Vai. una domanda in due parti. Ma di È anche la cosa che mi dicevi impressionante, è prima. impressionante il fatto che tutti i capitoli sono praticamente storie fotocopie, nel senso che si parte col boom occupazionale, la felicità dei lavoratori, poi c'è la crisi, poi c'è la chiusura, poi c'è le bonifiche e nessuno le fa. Per cui restano i morti per inquinamento e la bonifica che nessuno fa. E così su tutti i posti. Allora non si capisce, cioè si capisce il meccanismo di sviluppo italiano di quel periodo. All'estero è successa la stessa cosa, tu che sei all'internazionale, è un'ottica un po' più ampia, è successa la stessa cosa. E l'altra domanda, in questo momento qua si stanno facendo le grandi opere, non c'è un parallelismo in gran parte simile, per cui si tende a fare grandi opere, grandi investimenti, gioie industriali dei lavoratori e dopo alla fine restano cose tipo il Mose, tipo la TAP non verranno utilizzate queste robe lì. Due domandine così.
starci qua. Allora, sul resto d'Europa, degli Stati Uniti so di alcuni casi, ma chissà quanti altri ce ne saranno, ma ogni tanto saltano fuori dei casi che noi non abbiamo niente da invidiare quanto a inquinamento e a sottovalutazione. Nel resto d'Europa adesso... Eri Broccovic. Ecco, quello... L'avete visto, no? Sì, quello è un esempio. Ma poi stabilimenti della Monsanto che hanno... Però lì magari arrivano alla fine, fanno una class action e l'azienda dà dei risarcimenti e così là. Sul resto d'Europa una cosa mi viene in mente che è abbastanza importante perché me la sono sentita dire proprio a Taranto. La Ruhr in Germania, regione mineraria, regione di miniere di carbone quindi poi dove si è sviluppata anche la siderurgia. I sindacalisti della FIOM di Taranto e di altri, insomma della FIOM nazionale e in particolare alcuni di Taranto sono andati una volta o credo più volte, sono stati invitati e sono andati in delegazione a visitare le acciaierie della Ruhr. Nella Ruhr le miniere di carbone hanno chiuso o stanno chiudendo, comunque sono ormai una decisione politica presa, chiudono e basta. Quando hanno preso la decisione politica, tra l'altro era stato detto ai cittadini, finalmente avremo di nuovo il cielo azzurro invece della cappa di polvere di carbone, di smog. Le acciaierie però ci sono ancora, ci sono delle acciaierie della Thyssen che questi sindacalisti della FIOM di Taranto dice che hanno visto a bocca aperta e sono lo stesso tipo di tecnologia, cioè anche lì usano gli altoforni, quindi... C'è un servizio di eco su questa cosa. Ma questi non inquinano, adesso non so se è proprio inquinamento zero, ma comunque rispetto a Taranto è spaventoso. E com'è possibile questo? Perché negli anni 2000 la Thyssen ha cominciato a investire praticamente per rifare lo stabilimento. Dice in quegli anni lì l'acciaio tirava, nel senso che aveva un prezzo abbastanza alto sul mercato internazionale. Quindi, dice noi a Taranto abbiamo fatto i record di produzione. Quindi loro hanno amassato dei profitti enormi, non hanno investito neanche un centesimo. Il caso della diossina è interessante di Taranto per due motivi. Uno, perché si è scoperto a un certo punto, tra le altre cose, che dalle ciminiere di Taranto usciva diossina. Le diossine sono tante diverse, non credo che fosse esattamente la stessa diossina di Seveso, però comunque sempre diossina è sempre cancerogena. Come si è scoperto? Si è scoperto perché un'associazione che si chiama Peace Link e che ha come fondatore Alessandro Marescotti, è un professore di filosofia, però è molto abile con i computer e dice siamo diventati bravi ad andare a guardare sui database, gli archivi di dati italiani, europei, mondiali, eccetera. Che sono cose che non si trovano semplicemente cercando su Google, cercando su un browser, sono dati pubblici, però bisogna saperli cercare. Ebbene, nel database di una istituzione europea che è insomma un registro delle sostanze nocive europeo, hanno visto che il luogo in Europa che più emette diossina, la maggiore fonte di diossina emessa in Europa è Taranto, è l'Ilva di Taranto. Allora dice, ma come? E quello è un dato che il registro europeo ha perché gli viene fornito dalle autorità italiane, lo vanno a misurare loro. I registri europei in generale come Eurostat eccetera raccolgono le informazioni che vengono dalle istituzioni dei singoli paesi. E quindi una notizia bomba
una notizia che era di interesse pubblico, perché di interesse pubblico sapere che lì c'è quella fonte di inquinamento, si trova sul registro europeo ma viene taciuta. Allora poi quando loro sollevano lo scandalo, allora poi la Regione Puglia tra l'altro con l'occasione ha fatto una legge regionale per cui anche l'ILVA doveva occuparsi, eccetera. Alla fine l'ILVA ha messo dei filtri per questa diossina spendendo 100.000 euro. 100.000 euro, cioè niente, potremmo farlo noi. Quindi una cosa che evita di aggiungere al carico di inquinamento che c'è già anche la diossina sarebbe costata 100.000 euro, cioè per l'ILVA niente. L'hanno fatta solo dopo che c'è stata una denuncia, solo dopo che... Minacce di morte a Alessandro Marescotti, Ecco. minacce di morte, per cui non ha potuto candidarsi in comune e ha chiamato uno da Roma che facesse il candidato a Taranto, Angelo segretario di Bonelli, perché lui se si candidava lo facevano fuori. Questa era la situazione. Se si candidava e veniva eletto come è stato eletto Bonelli, gli avevano detto che lo facevano fuori. Chi gliel'ha detto? Adesso non sappiamo chi è stato. No, però c'è una cosa che non mi è chiara. Cioè, se, perché io avevo visto le robe della RUR, andiamo al dunque, se no c'è un discorso troppo lungo da fare. Se le acciaierie nella RUR ce ne sono ancora di funzionanti e quindi hanno la tecnologia e si può fare, e l'hanno visto anche quelli del sindacato FIOM andati a... Allora vuol dire che dopo la politica e l'USL e le amministrazioni della Puglia, della provincia, del comune, dell'USL, eccetera, in tutti questi anni, perché se si può fare, se c'è solo un problema di investimenti, vuol dire che è mancato completamente il controllo in questi, diciamo, almeno gli ultimi 10 anni, perché la polemica è molto vecchia e quindi se la tecnologia c'era già, è solo un problema di mancato controllo e di mancato investimento, se non ho capito male. Sì. E di rapina, cioè i Riva sono dei rapinatori. I Riva sono dei rapinatori, l'inquinamento era cominciato Ma anche già prima all'epoca C'è dei compiti dentro le Ciò vuol dire che non c'è un minimo di capacità della politica, dell'amministrazione, della sanità pubblica, del controllo. Vuol dire che proprio siamo a zero. No, c'è andato. C'è andato una il vecchio, no, il compadre, no. Però tanti morti li abbiamo già fatti, insomma. Sì, esattamente, tra l'altro, esattamente quasi con le stesse parole quello che mi sono sentita dire appunto dal segretario della FIOM di Taranto. Questi non hanno investito neanche un briciolo, appunto potevano fare, ma non hanno fatto neanche la cosa che meno gli costava, che era quel filtro per neanche. Lì è chiaro che ci vogliono degli investimenti più forti. La cosa che stanno finalmente, anche questa se ne parla dal 94, e stava in tutti i protocolli eccetera, comunque quella del coprire i parchi minerari, che stanno cominciando a farla ora, finalmente è una cosa che serve, certo migliorerà le cose notevolmente perché vuol dire che non vola più, ma non è ancora nulla. Bisogna dare atto che la FIOM stessa e i sindacati stessi hanno sempre detto: noi vogliamo delle innovazioni di processo, vogliamo che cambi il processo, non solo che si mettano un po' più di filtri, che va benissimo, ma non basta quello, ci vogliono delle innovazioni, perché naturalmente è sempre più difficile trasformare una cosa che esiste già rispetto a una cosa che si costruisce ex novo, questo è chiaro, rischia di costare anche di più. Uno dei problemi di Taranto è il suo gigantismo, è che è enorme, era arrivato a produrre 12 milioni di tonnellate l'anno di acciaio, adesso durante tutta dal 2012, cioè quando era in gestione di commissario straordinario, i Riva erano falliti, anzi pure in galera, e in questa situazione ne produce un po' meno di 6 milioni di tonnellate l'anno, cioè la metà di quello che ha fatto nei momenti di massima cosa. L'inquinamento è un po' il nuovo inquinamento, diciamo, è un po' diminuito per quello, e quindi una delle polemiche adesso
mentre si discuteva della vendita ArcelorMittal, una delle polemiche era non può superare quella soglia di produzione perché sennò diventa insostenibile, l'inquinamento diventa insostenibile, però se non supera quella soglia di produzione va in perdita, e quindi lì diverse persone dati alla mano sostengono diverse cose. Per esempio Marescotti dice ma si può far funzionare questo stabilimento in modo compatibile con il fatto che sta accanto a una città? Cioè sì, si potrebbe anche, però dovrebbero spenderci molto come adeguamento eccetera, e soprattutto dovrebbero produrre in perdita perché non devono superare una certa soglia, e ormai è talmente grande che altri invece, per esempio l'ArcelorMittal, loro sono convinti invece di poterlo fare e l'hanno comprata per questo. Una delle cose diciamo Taranto è molto polarizzata tra chi dice bisogna chiuderla punto e basta, come per esempio anche Marescotti o come molti altri, anzi altri ancora più, bisogna chiuderla punto e basta, pensare ad altro, pensare ad altre attività, al turismo, a sviluppare altri tipi di cose, che però probabilmente come dire, troppo tardi. Una volta tagliati gli olivi e inquinato il terreno non si torna alla situazione come era prima dal punto di vista ambientale. Bisogna in ogni caso trasformarla, bonificarla. Una delle cose che era stata proposta da più parti, da Legambiente, perfino dalla FIOM, dalla Regione Puglia, dagli enti locali eccetera, era di trasformarne il procedimento produttivo. Invece io non sono ingegnere quindi ora spero di non dire delle sciocchezze, ma invece dell'altoforno con il carbone, di cambiare il tipo di produzione, usare il gas e usare un tipo di produzione che non raggiunge le temperature che raggiunge l'altoforno. Questa cosa alcuni dicono, per esempio il ex ministro Calenda diceva una sciocchezza non si può fare, però altrove lo fanno, quindi non so. Però ora non entro nella discussione tecnica. Stiamo parlando del problema più difficile d'Italia. Quello che è certo è che lì c'è stata e continua ad esserci una sottovalutazione spaventosa, una sfiducia enorme, perché i cittadini di Taranto non credono più a quello che gli viene detto, giustamente. Gli è stato sempre o taciuto, nascosto qual era la situazione, o promesse cose che poi non sono state fatte. Gli è stato detto copriamo i parchi minerari, forse si fa 15 anni dopo, non gli viene detto che c'è la diossina invece, insomma chiaramente c'è una situazione di sfiducia enorme. Scusa, Franco mi diceva sottovoce, all'Ene di Fusina ancora adesso c'è il parco carbone scoperto, lo bagnano, però non hanno ancora coperto. È vicino a Malcontenta, anche lì dove un po' distante, però paesino vicino a Malcontenta, che quando c'è vento, certo, il polvere di carbone arriva fino a Malcontenta. ma lo prendi solo tu, Lo bagnano, adesso lo bagnano. Lì a Taranto quello che tutti, ma proprio tutti, anche un fronte ambientalista molto diviso, i sindacati, però tutti avevano chiesto era che venisse fatto una valutazione di impatto sanitario previa, cioè perché dobbiamo aspettare dopo a vedere quanto inquinamento e che impatto sanitario e quanti tumori eccetera, lo possiamo sapere prima qual è che cosa bisogna aspettarsi da questa cosa. All'inizio pare che non fosse nel protocollo ambientale annesso all'atto di vendita di ArcelorMittal. Invece l'ultima cosa che ho sentito dire è che questo protocollo ambientale forse, insomma, è una situazione un po' aperta, non era stato incluso prima, però adesso invece pare che, o comunque si spera che
È sicuramente la situazione più complicata in Italia oggi perché è l'unico polo industriale attivo di quelle dimensioni lì. Ovunque sarebbe difficile sostituire 14.000 posti di lavoro in una regione diciamo del sud senza molte altre attività produttive intorno è ancora più difficile. Quindi non è facile dire semplicemente chiudiamola, però certo è che in questo momento e da almeno 20 anni consapevolmente quello stabilimento opera al di fuori di qualunque normativa, cioè in deroga a tutte le normative. In questo tuo pellegrinare hai trovato qualche situazione più positiva, cioè dove si è riusciti a fare qualche passo? Questa è sempre una domanda difficile. Neanche una? No. Bagnoli per esempio. Bagnoli è una situazione paradossale perché è molto importante. Lì la fabbrica è stata letteralmente smontata, non c'è più. Hanno lasciato una cosa, diciamo, come per ricordo. Bagnoli, Napoli. Bagnoli che tra l'altro sta lì dal 1906, però fino al dopoguerra era più contenuta, poi si è allargata acciaieria anche lì era Ilva, poi è stata Italsil e poi è tornata a essere Ilva. Lì la decisione era stata non di riconvertire, fare eccetera, ma proprio di chiuderla. E è stata smontata, la dismissione è stata molto diciamo, circondata da grande passione e da grande dolore, perché comunque c'erano persone, lavoratori, non è solo il posto di lavoro, c'era anche professionalità, non so se conoscete il romanzo di Ermanno Rea, La dismissione, è molto interessante perché racconta, è un romanzo, ma c'è proprio sullo sfondo questa dismissione. E il progetto era un bel progetto, una volta eliminata, proprio rasa al suolo la fabbrica, il terreno doveva diventare uno spazio pubblico con un parco, con degli impianti sportivi, la spiaggia, perché Bagnoli è proprio sulla spiaggia, la spiaggia di Coroglio doveva essere recuperata, dei vari moli che erano stati costruiti dell'Ilva, solo uno, tra l'altro l'ultimo che avevano costruito, che era lungo 1 chilometro di molo. Quello è tra l'altro l'unico che adesso è diventato davvero una passeggiata pubblica ed è tra l'altro molto bello perché uno cammina e sei 1 chilometro in mezzo al mare, no? Vedi come se fossi... quindi tranne quello gli altri dovevano essere smantellati, la spiaggia ripristinata e tutto quanto, solo che di questo non è successo quasi niente, perché la solita storia italiana, perché alcune cose sono cominciate, poi però per esempio erano stati costruiti degli impianti sportivi che non sono mai entrati in funzione, perché? Perché si era scoperto che in realtà sotto c'era ancora interrato tutta roba tossica, amianto e non so quant'altro. E anche gli altri, il parco, lo spazio vuoto c'è, ma è recintato e non c'è il parco perché anche lì, prima di fare il parco però bisognava bonificare il terreno, eccetera eccetera. Quindi poche cose sono appunto il molo, che è una passeggiata dove la mattina vedi gente che fa jogging, il museo, una certa costruzione che è diventata il Museo della Scienza, quello che poi a un certo punto è stato incendiato, non si è mai ben capito perché, verrà ricostruito ma per fortuna non più sulla spiaggia dove stava ma un po' più arretrato, ogni tanto, tipo 2 anni fa, c'è stato un momento di grande passione, eccitazione, un po' più di 2 anni fa, il famoso decreto Salva Italia del governo Renzi aveva previsto di commissariare la Bagnoli
Bagnoli è, come Porto Marghera, come Brescia, come molti altri, un sito di interesse nazionale per la bonifica, che significa che è sotto la responsabilità del Ministero dell'Ambiente, quindi del governo. Dopodiché in alcuni casi c'è un commissario straordinario, in altri casi è affidato praticamente la gestione a una conferenza Stato-Regioni, cioè diverse. Nel caso di Bagnoli era, è sotto la responsabilità dello Stato, però gli interventi c'era stato un consorzio speciale che però era fallito, cose varie, e finché il governo con Renzi decide di commissariarlo. A quel punto c'è stato un grandissimo scontro con il sindaco di Napoli, De Magistris, ma soprattutto con vari comitati di cittadini. Il passato industriale di Bagnoli ha lasciato nella cittadinanza di Bagnoli, che è un quartiere di Napoli, è uno dei municipi di Napoli, una tradizione di partecipazione politica molto forte, per cui anche se non ci sono più lavoratori industriali, quindi non c'è più un sindacato dei lavoratori, però c'è un grandissimo fermento, anche luoghi, da certe librerie, certi centri sociali, eccetera, quindi, e lì tutti dicevano, ecco, fanno questa cosa del commissariamento per fare una speculazione, perché tutta la bonifica, eccetera, magari la facessero, ma intanto c'è una certa zona, lì c'è l'isoletta di Nisida, quindi c'è una certa zona dove vogliono fare un porticciolo turistico, fanno una speculazione veloce su quello e poi lasciano indietro il resto. Ma questa faccenda poi è andata un po' per le lunghe. Ora, un anno fa, anzi all'inizio di quest'anno, c'è stato effettivamente un accordo dopo tutto lo scontro tra Renzi e De Magistris, c'è stato un accordo con il governo Gentiloni e il sindaco De Magistris per mandare effettivamente avanti un piano che recuperava la vecchia idea del parco pubblico e tutto quanto. Però lì alcuni mi hanno detto, vecchia saggezza eccetera, mi hanno detto, ma sai, tutto sto litigare su chi deve fare questo, chi deve fare quello, in realtà la cosa peggiore è che non faranno per niente. Io non so se avesse ragione, però è passato un anno, ancora non abbiamo visto niente, quindi, vabbè che ne erano già passati 20 prima, quindi anche Bagnoli non è... Comunque sul tuo libro i partiti, le istituzioni, le LUS fanno una figura proprio terribile, nel senso che sono i comitati gli unici che nascono dopo che ci sono morti, dopo che ci sono i disastri e cercano di decidere, ma se no le istituzioni fanno una figura in tutta Italia che è disastrosa. Io oltre ai comitati trovo, ecco, in alcuni casi non sempre le istituzioni si fanno una figura disastrosa, ci sono anche nelle istituzioni, ci sono stati dei casi in cui il singolo funzionario, medico del lavoro, ingegnere, qualche magistrato, eccetera, ha non solo fatto il suo lavoro, ma l'ha fatto con testardaggine, ha perseguito proprio quello che si è sentito responsabile di fare, quello che doveva fare. E questo non va mai dimenticato. Un'altra cosa che secondo me è una cosa positiva e tra l'altro in cui l'Italia c'è un'esperienza che non c'è da nessun'altra parte, sicuramente in Europa, è il progetto Sentieri, il programma Sentieri dell'Istituto Superiore di Sanità, che è un progetto di indagine epidemiologica che fanno solo sui SIN, però insomma bisogna pur cominciare da qualche parte. Intanto i SIN, cioè quelli che sono riconosciuti dal governo come siti di interesse nazionale per la bonifica, e lì un progetto che è cominciato nei primi anni 2000, il primo rapporto è stato pubblicato nel 2006, in cui hanno raccolto tutti i dati, l'osservazione epidemiologica, e ora questo sta continuando. Tra l'altro il progetto Sentieri, che ora è stato riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che viene copiato, perlomeno additato come modello in tutta Europa, ora è appena stato detto che diventa permanente, cioè hanno fatto un rapporto, hanno fatto un aggiornamento nel 2011 e un altro che è stato pubblicato quest'estate, e
quindi è permanente, dopodiché in realtà chi lo dirige, il Dipartimento di Epidemiologia Ambientale all'Istituto Superiore di Sanità, mi dice sì, però in realtà andiamo avanti più o meno sul volontarismo, nel senso che non abbiamo un finanziamento specifico, usiamo finanziamenti per vari progetti eccetera per continuare a farlo. Il giorno in cui non ci fossero lì all'Istituto Superiore di Sanità le persone che dicono noi continuiamo a... dopodiché lo fanno, come dire... Ma chi è Comba che lo tiene? Comba, sempre questo. Siamo sempre noi, si dice, no? E però questa è una cosa, ecco, questo è un caso in cui l'istituzione pubblica fa bella figura. In parte ha citato Franco, tutti questi casi clamorosi sono arrivati veramente portanti, cioè i pettini è arrivato ai nodi o viceversa, quando è esploso lo scandalo, il danno materiale, il disastro complessivo, anche in forme diverse. Qui su Porto Marghera, se non sbaglio, parte 66 con Venezia, ma il caso delle mucillaggini che portò l'attenzione sugli scarichi dei fanghi, e quindi grande attenzione. Poi c'è stato Gabriele Bortolozzo con le sue indagini epidemiologiche che esplose con l'indagine, no? In altri casi forse si è aspettato che tutti questi casi hanno aspettato che maturasse il disastro? Forse. Più o meno sì, se non un disastro comunque che ci fosse qualcosa che sollevasse l'attenzione. Appunto qui Porto Marghera, come hai detto, a Portovesme in Sardegna a un certo punto sono state in una delle varie indagini che avevano fatto così, avevano avuto l'idea di osservare non solo i lavoratori delle fabbriche dove si produce alluminio, ma di fare un'indagine sugli alunni di prima media dei 5 comuni, diciamo, circostanti la fabbrica. Hanno trovato che questi bambini avevano delle soglie, avevano il piombo nel sangue in soglie incredibili, e lì la cittadinanza, che poi erano anche i lavoratori della fabbrica, hanno cominciato, questo è stato fine anni 80. Sì, è stato quasi sempre qualcuno o qualcosa o qualche evento che ha aperto l'attenzione. Sì, ma massivo però, anche la Vicenza, il caso PFAS, quando è arrivata a livello epidemiologico generale, allora esplode, perché ormai un pochino più di informazione e di indagini anche ci sono, ma volontaristiche sempre contrapposte all'autorità, cioè, quindi bisogna arrivare a pagare il conto. Perché i russi l'avevano già chiuso da 20 anni, addirittura. Sì. A Manfredoni è esplosa l'ammoniaca è uscito l'arsenico, cioè dappertutto è così. Se non si arriva a pagare il conto forse non ci si sveglia a livello sufficiente, non so, c'è qualcuno. È molto peggio di quello che sta dicendo. È scontato, per quel che io non ho riletto tutto il libro, ma è scontato che viene fuori il problema quando scoppia qualcosa del genere, o perché c'è lo scoppio o l'analisi epidemiologica o quello è scontato. Quello che non è scontato, ed è quello che vorrei discutere da oggi in poi, è che nonostante tutti gli scandali che sono, io ho visto velocemente il libro, però una serie di robe le sappiamo e conosciamo qua. Il problema di fondo è che dopo che sono scoppiati gli scandali, dopo non si sono fatte né le bonifiche e neanche le messe in sicurezza. È chiaro quello che sto dicendo, cioè la montagna di fanghi che c'è a Marghera, alla luce del detto, domani lo trovate sul giornale per l'ennesima volta a firma Italia Nostra, perché è diverso se lo dice una persona o se lo firma un'associazione che è nazionale, no? Però domani o dopodomani, perché è partita oggi e arriva domani, la montagna dei fanghi più inquinati che possano esistere, cromo, bromo, mercurio, eccetera, eccetera, IPA, tutti sono lì, alla luce del sole, pagati dallo Stato con un commissario per scavare i fanghi per il porto, che piange tutte le forze politiche. Ieri l'altro,
coalizzate, perché poverino il porto non gli si permette di irrigimentare, se no c'è da parlare un'ora solo di questo. Sto parlando dell'aspetto finale della faccenda. Questa cosa ha avuto un commissario, ha avuto voto unanime della salvaguardia. Provate a immaginare cosa vuol dire portare 16 enti a chiedere di gestire centinaia di migliaia di metri cubi di fanghi che più inquinati non si può. Franco sa cosa significa, siamo all'oltre C, siamo al peggio del peggio del peggio. Sono lì alla luce del sole da 7 anni, cioè neanche quando hanno scavato coi soldi dello Stato e hanno tutte le prescrizioni sulla testa votate da 16 enti e sono lì. Io una volta un po' di mesi lo chiedo, non sto parlando di Marghera perché la conosco, ma ho la sensazione che in tutta Italia non si stanno facendo le bonifiche. Ho detto due cose. Si parla dell'isola delle Tresse adesso? E non si fanno neanche. L'isola delle Tresse o dove? Qual è la montagna che dici? Quella dell'isola delle Tresse? La montagna che c'è in questo momento è quella scavata dal commissario Fanghi. Dov'è? È una zona 43 ettari di Marghera alla luce del sole, è lì vicino a Fusina. Da 8 o 10 anni, e non avete l'idea di quante assemblee fasulle, dico io, hanno fatto fare per l'accordo Moranzani, centinaia di persone tutte le settimane con i verbali, 16 enti che votano all'unanimità. Voglio dire, neanche quando tutto scoppia ed è pagato dallo Stato, poi il porto, in questo caso il porto, perché a te ho detto quella volta, guarda che le uniche bonifiche le hanno fatte coi soldi dello Stato, cioè le paghiamo noi su Montefibre e su tutto il resto. Allora, l'impressione che ho, te l'ho anche detto quel giorno più o meno, ma bisognerebbe avere la documentazione che io non ho di sicuro, ma forse non ce l'ha nessuno di noi, non si fanno le bonifiche, punto 1, se non con soldi nostri, perché nostri vale per Brescia, vale per qua, vale per Taranto, vale per Bagnoli. Ma poi la cosa ancora più grave, che in questo momento sta scoppiando, perché martedì mattina devono decidere cose di questo tipo, di fatto, e poi arrivano lì, si scavano e buttano 300.000 metri cubi di fanghi in questa maniera, significa che dopo nessuno li gestisce. Il risultato, quello che non funziona neppure, ti dicevo, era già uno scandalo quella volta, non si fa nessuna bonifica, se non quelle pochissime pagate da noi, perché i privati non le fanno e nessuno li obbliga a farli. Ma adesso è ancora peggio, non si fanno neanche le messe in sicurezza. Fresca la sentenza di venerdì, i giornali sono pieni di cavolate, tutti. Faremo noi un comunicato come associazioni, vedremo come. Ma la sentenza di ieri l'altro ha dato torto a Brugnaro, forse non si è capito niente, ha dato torto a Brugnaro ed è condannato a fare la messa in sicurezza che da 10 anni non sta facendo. Io faccio la previsione, alla fine, te lo dicevo prima a quattro occhi, io firmo, scommettiamo che va a finire che Brugnaro dopo si è alleato una volta con Renzi, adesso vedremo con quale pezzo di Lega o di non so cos'altro, vediamo se riesce a farsi bonificare il suo terreno con i soldi dello Stato. Vogliamo vederla come va a finire? Ve lo sto dicendo, e lo sto dicendo che i giornali hanno scritto il contrario di quello che dice la sentenza, perché la sentenza è dato torto, ma sto parlando di come funziona l'informazione, di come non funzionano i controlli pubblici, di come non si fanno le bonifiche e di come non si fanno neanche le messe in sicurezza, obbligo d'urgenza, 10 anni. Sto parlando di 10 anni dell'area dei Pili, ma perché 2 giorni fa, e la prossima porcata uguale succederà, spero ancora di no, martedì mattina, e poi vedremo le conseguenze. Allora la mia domanda è a una come te, che probabilmente ha un po' di polso più di sicuro di quello che pongo: cosa prevedi su questi 2 argomenti? Le bonifiche anche dei SIN, perché qua, come è scritto, hanno tagliato il SIN e tutti i soldi pubblici spesi sulla laguna, si è fermato tutto. Ci sono cose, non voglio dire in pubblico, gravissime,
sui sedimenti, gravissime sui sedimenti in laguna. Si è fermato tutto da 7 anni. Da 7 anni. Sono parole tipo non voglio dire le parole perché non posso davanti a 30 persone. Sto dicendo che ci sono cose inenarrabili sui fondali lagunari, ma non vengono fuori. Io le so, ma le sa anche Casarin, ho scoperto, ma non si devono dire perché dopo nasce casino con la pesca. Domani, martedì, si fa litigata col porto, un'altra volta si fa litigata sulla pesca, un'altra volta si fa non so con chi. Comunque l'unica cosa che marciano, se marciano, è che perché le paga lo Stato, perché costa. Le uniche bonifiche fatte a Montefibre si è fatto dare i soldi dallo Stato, cioè dal bilancio del porto, che sono soldi pubblici. Quindi il lavoro della Montefibre l'ha pagato il cittadino italiano, la Montefibre l'ha pagato il cittadino. Come? Allora vorrei capire da lei che previsioni, no, non ti chiedo l'impossibile, tu che previsioni, io sto dicendo delle cose precisissime, però sono molto limitate, le conosco benissimo e sono di qua. Poi so che hai dei sì in Italia e anche dei non sì. Come va a finire sulle bonifiche e come va a finire sulle, almeno le messe in sicurezza? Che poi so hai tu? Non è migliore di quello che tu, il polso che io, anzi diciamo che quel poco che è successo è perché è successo quando e dove c'è stata una tale pressione pubblica, non so, metti Brescia, facciamo il caso di Brescia. Le poche aree che sono state effettivamente bonificate, cioè messe in sicurezza. Da te. Esattamente, le poche cose che sono state fatte nei territori di appartenenza. Esattamente, il comune di Brescia. La Caffaro è un caso, ma è interessante perché non è l'unico in Italia, in cui in teoria non c'è più il responsabile era la Caffaro, era stata assorbita dalla SNIA. La SNIA però ha fatto fallimento dopo aver scorporato tutta la parte attiva che è diventata Sorin biomedico. Adesso la SNIAC però non esiste più, la gestione commissariale dovrebbe bonificare la Caffaro, Tor Viscosa e Colleferro, perché anche lì era una vecchia fabbrica di PD che poi era diventata, quindi Brescia, Friuli e Lazio, però non c'è il commissario fallimentare, non ha la gestione, non ha i fondi per farlo e quindi quelli si chiamano i siti orfani e quindi sarà a carico nostro come a carico pubblico. E quel poco che è successo, anche le aree di pertinenza del comune però di Brescia, che sono state effettivamente ora bonificate o perlomeno messe in sicurezza, dove è successo quello, bonifica può voler dire a seconda dei casi diverse cose, quindi quello che è successo è che alcune zone, tipo il famoso campo Calvesi, campo sportivo, i giardinetti di alcune scuole, così, che non erano agibili perché il terreno era intriso di PCB e di diossina. Bonifica in quel caso vuol dire togliere uno strato di terreno e coprirlo di altra terra che venga da altrove. Dove è stato fatto? Perché c'era il comitato di genitori che ha fatto il diavolo a 4 e allora finalmente in quella scuola dove non c'è nessuno che può mobilitarsi, dove non c'è una... La risposta è questa, cioè la risposta è che non conta neanche che emerga la consapevolezza illuminata da alcuni sensibili istruiti o nelle cariche pubbliche. Conta dove ci sono i colpiti, se ci sono una massa di colpiti in cui si riscontra un critico. Se paga l'ente pubblico però. Se paga l'ente pubblico. Sì, ho capito, no, comunque i colpiti sono le mamme a Vicenza, sono i coltivatori delle pecore malate di Marescotti, sono i morti delle famiglie di Marghera, sono una massa di dove non arriva questo, possono essere tutte le cose. Ma se arriva il FAS, vediamo chi lo paga, vediamo alla fine chi lo paga, voglio vedere chi paga.
la bonifica del FAS, voglio vedere come i soldi... È già fallita, Stefano, è già fallita. È chiaro. Due cose, scusami. Non c'è un caso militare nelle antologie che hai fatto, ce ne saranno, perché tutte le fabbriche chimiche di inizio Novecento erano istituzioni militari e poi i poligoni in Sardegna, come si chiama, Tessimo Manu? Allora, una cosa che devo dire, qui ci sono 8 luoghi. Tra 5 minuti chiudiamo, in Italia ce ne sarebbero molti di più da andare a guardare. Tra l'altro non posso neanche dire che questi sono i più significativi, ce ne sono alcuni tra i più significativi, ma allora si poteva andare anche a Casale Monferrato, la Eternit, l'Amianto, per dire, o Bussi sul Tirino, cioè quello dei poligoni di tiro delle aree militari è un altro capitolo a sé, quindi qui non ho la pretesa di fare un elenco completo, perché un elenco completo ci volevano 10 volumi di questo genere. Era, diciamo, cercato di prendere dei luoghi intanto solo dove sono potuta andare, perché appunto per non raccontare per sentito dire, che in qualche modo rappresentassero la varietà possibile, ecco, luoghi attualmente attivi oppure smantellati, oppure attualmente attivi come l'Ilva di Taranto, smantellati come Bagnoli, o in via di ricordi. È vero che diciamo il problema emerge sempre, almeno è stato sempre così, è emerso sempre quando qualcheduno direttamente coinvolto, i genitori, i lavoratori, si sono sollevati, hanno detto basta, hanno cominciato a porre il problema. Scusi, facciamo dire, poi chiudi tu. Sì. No, basta Carlo, perché sennò non chiudiamo più. No, fammi dire una cosa dopo. 1970 davamo i volantini davanti all'Italsider di Taranto, commissione interna, c'era molto politicizzata, c'era il PC, io allora ero anche vicino al PC, eccetera, ci hanno picchiato quasi. Io lavoravo allora alla Châtillon di Marghera e eravamo andati perché c'era la questione della provincia, la Reggio, Catanzaro, c'era una fascistizzazione, una politicizzazione degli operai del nord che andando giù hanno cominciato a fare un po' di politica nei luoghi, e la questione era quella. Avevamo fatto un campeggio vicino proprio a Taranto, lì, alla Chiatona avevamo fatto, no? Ci hanno quasi picchiato, gli unici che ci ascoltavano erano gli operai delle imprese, che ci accoglievano a casa loro, ci facevano portare, eccetera, e tu adesso dici che è stato poi triplicato, eccetera, no? Io lavoravo dove non erano assolutamente coperti le montagne di polimeri colorati a Marghera, io andavo a Marghera con i polimeri, eccetera. Io ricordo che sempre nel 70, quando gli studenti venivano davanti alle fabbriche, venivano picchiati parlando, cioè quello che poi diventò il mio compagno nello stesso anno, diede 4 pedate a quello che era già non era ancora mio cognato, che era Michele Boato, no? Davanti alla fabbrica, no? Quindi anche le contraddizioni. È storia. È storia. Perché chi difese con una poesia anche molto conosciuta, eccetera, è stato il papà dell'attuale sindaco di Venezia, quello che inquina, quello che si farà bonificare. Quindi guarda, il cerchio è che in realtà quello che noi sapevamo è che chi andava in pensione in quegli anni non viveva oltre i 65 anni, viveva noi allora a fabbriche aperte non vivevamo più di 5 anni, a meno di non perché fughe di gas, eccetera, no? Chi veniva nelle fabbriche a fare le analisi lottando era mia sorella e quelli che lavoravano a Marghera al centro medicina del lavoro. Al centro di medicina del lavoro, no? Chi ha poi fondato Medicina del Lavoro, che tu hai detto a Marcaccaro, è stato anche Dario Medico, che è uno dei tanti medici oggi
che a commissione che ha concluso le analisi sulle morti e sulle malattie da vaccino dei militari è stato cacciato perché dice che tutta questa massa di vaccinazioni che dentro hanno il glifosato, quello che si denuncia nei terreni eccetera, forse non fanno bene i bambini di 2 mesi, che invece di farne 4 modulate nel tempo te ne fanno 10 tutte in una volta, ma c'è un concetto sacrificale oggi, no? Per cui fino a che qualcuno non riferma a spada di Isacco, no? Di Giacobbe sulla testa di Isacco, no? Niente, cioè dobbiamo proprio avere dei sacrifici umani scontati, c'è un senso positivista che il benessere, la storia, lo sviluppo, l'evoluzione umana, fra virgolette, passa attraverso il sacrificio umano, cioè per cui non c'è soluzione, no? Allora, non bastano neppure i comitati, eccetera. Io voglio ricordare una cosa positiva. Io prima di lavorare, nel 66 sono andata a lavorare a Marghera, no? Avevo 19 anni. Prima ho fatto con un movimento delle ACLI, gruppi di fabbriche delle ACLI, abbiamo fatto proprio come operai in tutta l'Italia, c'era soprattutto al nord perché poi al sud non se ne parlava, abbiamo fatto delle battaglie proprio di coesione fra di noi, proprio anche per l'inquinamento. Nella mia fabbrica chi ha difeso le operaie che abortivano in continuazione ed è andato a verificare perché è stata Tina Anselmi. Tina Anselmi poi noi facemmo la commissione interna, 4 licenziamenti di 4 commissioni interne, poi sono arrivata io, avevo 16 anni, ho detto basta fare commissioni interne, facciamo un gruppo con le ACLI, un anno di lavoro, coesione. Lì è stato vincente, è decollato questa cosa e hanno individuato i materiali, hanno cambiato il materiale delle macchine e quando è venuta Tina Anselmi a visitare la fabbrica, è venuta lei, il sindacalista della CISL allora aveva il telefonino in tasca della Tina Anselmi, per lui era sempre un rapporto virtuoso fra lavoratrici, sindacato e il ministero, no? Che è andata lì e ho trovato tutto il reparto inondato di fiocchi rosa e azzurri sulle macchine. Ecco, questa è una cosa positiva. Roberta, facciamo l'ultimo intervento, per l'ultimo perché Carlo vuole chiudere lui, perché altrimenti no. Dai, Roberta. Volevo solo chiedere una cosa, come viene determinato il terreno, quindi in questo caso fanghi o qualsiasi altra cosa da rimuovere? Cioè, come viene determinato, visto che penetra comunque anche fino alle falde acquifere? Vengono fatte delle analisi, credo che si chiamino i carotaggi, andando giù in profondità per vedere a livelli diversi di profondità, per dire, so che nel sito della Caffaro di Brescia, proprio quello dello stabilimento, all'interno dello stabilimento, hanno determinato che bisognerà rimuovere quasi 2 metri, cioè fino a 2 metri di terreno, vuol dire un sacco. Seveso, quando la bonifica che fu fatta a Seveso, quella è una bonifica che è stata fatta davvero, è stata la prima volta e forse l'unica, non so, comunque vabbè, perché gli erano stati rimossi 90 centimetri ed è stata una cosa costosa, eccetera. Le bonifiche hanno anche questo problema, che costano tantissimo e che le bonifiche, ma come diceva giustamente Stefano Boato, anche solo mettere in sicurezza vuol dire impedire che si continui a disperdere. C'è un sarcofago, però sotto c'è percola sempre. Da sotto non riesce. Per cui è bellissima questa cosa, cioè il problema è interessante vedere come scoppia il problema, e scoppia perché qualcheduno dice basta, qui ci stiamo ammalando, i miei colleghi di lavoro muoiono di tumore oppure i nostri bambini hanno... Però è vero che anche una volta che il problema è scoppiato e quindi che i dati sono chiari, che anzi il governo, il Ministero dell'Ambiente riconosce che un certo territorio è a rischio di crisi ambientale, sito di interesse nazionale, eccetera, anche lì
Su 40 siti di interesse nazionale attuali, solo 16 hanno completato la caratterizzazione, cioè l'analisi, diciamo, l'indagine. Però ci sono dei casi dove vengono proprio infangati, tra virgolette, questi dati, nel senso non sono reali o sono camuffati, può essere. Non è tanto quello il problema, no? I dati ci sono, non è che... Perché non fanno niente dopo. E il problema è che appunto poi si fanno dei piani di messa in sicurezza, poi dei piani di bonifica, poi però tutto procede molto a ritento. Carlo? Riesci a dire un minuto? Ho il dubbio, che il caso più clamoroso, più vasto e più incisivo a livello dell'intera popolazione sia l'amianto. Non solo come concentrazioni che saranno un forato per un intero paese che sarebbe da delocalizzare perché saranno sotto le fondazioni, sopra le soffitte, dappertutto, come sai bene, ma ce l'abbiamo tutti nelle nostre case l'amianto. E quindi è quello in cui si potrebbe fare con evidenza l'incidenza epidemiologica sull'intera popolazione, perché manca proprio un tumore preciso. Però si ferma anche lì, sappiamo che il colmo deve ancora arrivare, durerà 20 anni, di cui è evidente proprio la somma. E però la cosa aumentata di ottimismo. Sì, no, perché ce l'abbiamo delle risate che bisogna insegnare in tutto il paese. Assolutamente. Molto contenti, siamo sì. Allora, fermati Carlo, dai, Però bisogna, tutto vero, però bisogna resistere alla tentazione del catastrofismo, perché se vogliamo dire, cioè, le cose non vanno bene, è scandaloso come sono state fatte le cose in passato, è scandaloso come voglio dire, come si è costruita tutta questa storia, ed è scandaloso, forse addirittura più scandaloso, il fatto che anche una volta designati i siti a rischio, definiti, analizzati, insomma adesso non c'è più l'alibi del dire non sappiamo, non sapevamo, non era chiaro, non sapevamo quanto fosse tossico, questa, quella cosa, eccetera. Anche così però le cose vanno a rilento. Però delle cose possono succedere, appunto l'esempio di Brescia dove i genitori fanno gli Aula 4 e ottengono che venga fatto un certo intervento, è piccolo rispetto alla massa degli interventi che andrebbe fatto, però è un esempio del fatto che è dove l'attenzione continua a restare forte e dove ci sono dei movimenti, dove c'è un'attenzione forte, le cose poco a poco un po' si possono fare, perfino situazioni difficili, laceranti come quella di Taranto, dove ci sono spinte diverse, dove comunque si vuole mantenere il lavoro perché nessuno vuole perdere il lavoro, dove però nessuno vuole continuare a morire e le indagini epidemiologiche sono chiarissime, è un problema drammatico. Perfino lì però c'è un fervore di attività, di comitati, di discussioni, eccetera, per cui non credo che si spegneranno i riflettori tanto facilmente. La cosa, cioè, secondo me la cosa importante è questo, mantenere i riflettori accesi. Diceva lui la morale della favola, se usciamo di qua bisogna incazzarsi di più, cioè più per qualcosa, come al solito fare casino di più. Direi che è l'unica cosa da fare ed è, come dire, l'augurio che ci dobbiamo fare. Benissimo. Veloce perché lei deve prendere il treno. Più 10 anni sui rifiuti, per cui... Ma no, volevo capire una cosa, cioè, l'esperienza tedesca adesso delle ultime 9, cioè non pensate che qui manchi un problema politico, ma aspetta, perché no, cioè che non esista un movimento ecologista che prende in mano una situazione che comunque è polverizzata, perché anche tu stessa mi dici, fate 100.000 comitati, comitatini, comitatori, magari dureranno anche tanti anni, non servono a niente, cioè sì che servono, in quel posto lì,
per un tempo limitato. Abbiamo un altro dibattito. Ma la visione non c'è, e la visione deve in qualche maniera è quello che può salvare questa situazione qua. Non può essere un patrimonio del PD, Filippon, Filipampico, Banca, Salvini, Saltini, non può essere quella gente là, non può Potrebbe essere. anche avere una visione di politica industriale, di attività produttive, di Ma quella interventi, quella è certo. sì, ma quella se non la costruisci dentro, come fai? Se non hai una visione, se non ci lavori, se non c'è un corpo che lavora su sta roba, come fai? Non so. Se in Germania sono arrivati al 20%. No, no, anche voi altri. Se l'unica politica che ha fatto sono le divisioni del micro. Sì, quello che hai fatti di Borghese. sì, vabbè, io ho capito. Andiamo a spendere una esatto a Però la faccia fare il moso che ancora Però quando si faccia fare il moso e i danni che noi salutiamo Marina perché prende il treno alle 7:30.